Cos'è, Federico Gualdi? Evidentemente è qui con noi. Sei realmente scomparso? Nel senso che te ne sei andato via da Venezia? Se riesci ad arrivare fino al rosso per dare un... Federico, c'è qualcosa che ci vuoi dire? Ci sono delle informazioni che tu vuoi lasciar dette, a differenza di tutti questi secoli. Non mi reputo una buona cugina, ovviamente non sono un'iniziata alla tua società, chiamiamola così, ma sono una figlia di Venezia, come ti dicevo. Credo fermamente nel fatto che tu possa aver trovato il modo di vivere in eterno. Notare come vivere in eterno ti sia illuminato fino al rosso. Hai parlato di trappola, hai parlato di cugini. In questo palazzo venivano... Palazzo Soranzo, dice qualcosa? Probabilmente sì. Ho avuto anche il pensiero che forse la leggenda di Pasini, della scimmietta, il motivo per il quale io ero qui in realtà, sia solo una copertura di un'altra storia, la tua, giusto? Sei illuminato. Ora ti lascerò il libero spazio di poter agire in questo punto di incontro, un ponte, l'acqua, una porta che funge da varco per un mondo che forse ora tu sei lì. Sentiti libero di parlare attraverso questi due strumenti. Io sarò qui, ma leggermente distaccata per lasciarti spazio. Quando senti, Federico, di aver detto tutto, puoi lasciare che il dispositivo che si illumina o si spenga o arrivi al verde.
accenna a smettere. Ti daremo ancora pochi minuti. Poi ti lasceremo andare per la tua strada, continuare a conoscere i misteri dell'universo, perché alla fine era questo che un personaggio come te andava in cerca. Sei realmente scomparso, nel senso che te ne sei andato via da Venezia. Se riesci ad arrivare fino al rosso per dare un... Hai continuato la tua vita altrove, quindi sì. Sei riuscito a vivere una vita come volevi fino alla fine? Se sì, arriva fino al rosso. Ti possiamo solo che ringraziare. Ti possiamo salutare. La tua storia non verrà dimenticata, ma verrà tramandata. Abbiamo spento i registratori. L'M1 e il K2, per quanto sia sempre che si illumina, ma penso che sia proprio dovuto al fatto che è il luogo, è il ponte, la soglia, la porta, l'entrata del palazzo che è intriso probabilmente da secoli di magia, di alchimia. Come potete sentire è mezzanotte, ci sono le campane di Piazza San Marco che stanno suonando e con questa meravigliosa musica che unisce il giorno che è finito con il giorno che sta iniziando, voglio ringraziare Federico Gualdi per essersi presentato, per essersi messo in contatto e aver voluto comunicare con me e farmi conoscere la sua storia, che ripeto e continuerò a ripetere, senza di lui probabilmente non l'avrei scoperta. Quindi, cari custodi dei Trivi, vi lascio sulle note delle campane di Piazza San Marco e vi auguro buonanotte.